libertà. È vero che noi tendiamo ad allargare sempre di più la platea, questa platea si allargherà col tempo, non possiamo, la natura non fa salti, il fatto che passiamo da circa 400 a circa oltre 600 mi sembra che sia una bella inversione di tendenza, il resto naturalmente lo vedremo, noi puntiamo anche a molto di più, ma sapendo che c'è un limite delle risorse e c'è un altro limite, le imposizioni, cioè quello che ci impone la legge e le regole, che sono indispensabili, perché la regola prevede per esempio la compartecipazione delle famiglie per gli asili nido, le famiglie catanesi non sono nelle condizioni sempre di poter fare questo. Allora ripeto, abbassiamo i toni, discutiamo senza pregiudizi, siamo pronti, se c'è il pregiudizio, c'è l'invettiva, c'è anche come posso dire, la denigrazione. Allora francamente no, io sono appena arrivato con lo spirito di, sapendo che nessuno mi farà dire mai, anche perché non lo penso, che chi ha lavorato prima di me ha lavorato male, ha lavorato benissimo, ha fatto quello che poteva, anzi molto di più.